E siamo all'ultima premiazione che ci resta dei 200 farfalle, quella della categoria junior anno 2003. Terza posizione, bronzo per il Swim Academy Martesana, Alessandra Senis. Seconda argento, i colori del Cloromania, Gaia Manichino. E prima medaglia d'oro per il Piave Nuoto, vincitrice con record manifestazione junior primo anno 2:15:36, Anna De Feo. Torniamo subito alla vasca perché in acqua c'è la prima serie, ancora medaglie che si assegnano. Pignotti e Biasin nelle prime due posizioni ai 50, entrambi hanno vinto medaglie in carriera ai campionati giovanili, Pignotti nella farfalla e nel dorso e Biasin anche lui nel dorso e nella gara dei 200 misti. Siamo alla virata di metà gara con Lorenzo Pignotti 31:36, i suoi secondi 50, Filippo Biasin 31:54. Sono entrambi atleti al terzo e ultimo anno di categoria ragazzi, nati nel 2002. Pignotti che prova a resistere agli attacchi che arriveranno senz'altro di Biasin, come sempre in un 200 è fondamentale i terzi 50 metri con Biasin che davvero si avvicina tantissimo in questa fase. Vediamo i tempi: 32:88 Pignotti, 32:79 Biasin che guadagna un decimo e si porta a 36 centesimi soltanto. Castellan mantiene la terza posizione. Record di Michele Lamberti 2:01:35. Siamo all'uscita dalla subacquea, è davvero testa a testa fino all'ultimo per la vittoria, con Biasin a sfruttare appunto le sue caratteristiche più di fondista, più da duecentista, e dunque 2:05:89 su alla vittoria su Pignotti, 2:06:63, e Castellan al terzo posto 2:07:39. Davvero interessantissima questa prima serie conclusa. Ce ne abbiamo subito un'altra e dunque andiamo a presentare i ragazzi.